Con i soldi degli scippi si pagavano la droga, le vacanze al mare. Tra gli arrestati della polizia a Conegliano finiscono ai domiciliari. Il sindaco è ingiusto. Era partito dall'aeroporto di Treviso il bus a TVO che sul Ponte della Libertà a Venezia è stato avvolto dalle fiamme. Scatenando il panico, l'autista si è accorto in tempo del rogo nel motore e ha fatto scendere i passeggeri. 50 lavoratori ridotti praticamente in schiavitù, pagati poco o nulla, senza diritti. La squadra mobile di Treviso ha condotto un'operazione contro il caporalato. Dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorso il camionista padovano che ieri mattina a Villorba ha travolto un 76enne. Non mi sono accorto di nulla, detto ai carabinieri. Le vendono 10 quintali di legna facendola pagare come se ne avesse acquistati 70. La vicenda di una 70enne di Treviso che ai nostri microfoni si sfoga. Vi racconto questa truffa. Sciopero dei lavoratori del legno oggi per il rinnovo del contratto di lavoro in centinaia. Oggi si sono dati appuntamento a Treviso. Di natalità record nella pedemontana veneta, mentre il governo pensa a misure per contrastare il calo delle nascite. Il Forum Nazionale delle Famiglie chiede di aumentare l'assegno unico a 200 euro indipendentemente dall'ISEE. Dopo l'emozione e la commozione ieri sera per l'addio Giancarlo Gentilini al Consiglio Comunale di Treviso, oggi una stretta di mano, abbracci e selfie di cittadini, turisti e fan dello sceriffo. Ben ritrovati, TG Treviso, apriamo questa edizione dei nostri notiziari con la cronaca. Con i soldi degli scippi si pagavano le droghe e le vacanze al mare. È un sistema collaudato quello scoperto dal commissariato della polizia di Conegliano tra gli arresti giovani stranieri che gravitavano nella zona del Biscione. Partiamo da qui. La svolta è arrivata dopo aver passato a setaccio decine di esercizi compro-oro della provincia di Treviso, rintracciando buona parte degli oggetti rubati che sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari. In alcuni casi quei monili dal valore affettivo, oltre che economico, erano stati fusi. È un'indagine articolata quella portata avanti dal commissariato di polizia di Conegliano, come epilogo l'arresto di 3 giovani tra i 26 e i 28 anni che avevano messo in piedi un vero e proprio sistema ai danni di vittime per lo più anziane, che venivano avvicinate spesso con una scusa o sorpresa alle spalle. Con un'azione rapidissima e collaudata i malviventi strappavano dal collo le catenine d'oro, una sorta di specializzazione. Almeno 14 gli episodi accertati nel corso del 2022 in ogni angolo della città del Cima, da Pare a via Garibaldi. Una volta ottenuto il denaro nei compro-oro, i 3, tutti di origine straniera, lo spendevano per vacanze e pernottamenti in città balneari, in hotel a 4 stelle con abuso di alcol e acquisto di sostanze stupefacenti, insomma la bella vita sulle spalle di vittime anziane. Il trio che gravitava nell'area del Biscione era noto alle forze dell'ordine, anima della banda un 26enne senegalese già arrestato per scippo e per l'aggressione a un albanese, e non erano degli stinchi di santo nemmeno gli altri 2. Voglio fare i complimenti alle forze dell'ordine per l'azione svolta in questi mesi per aver recuperato tutta la refurtiva relativa agli scippi dell'estate 2022 ed aver consegnato ai legittimi proprietari la refurtiva. Devo dire che questa è la dimostrazione di come il nostro sia un territorio fortemente sorvegliato, nel quale in ogni azione criminosa siamo poi riusciti a trovare i colpevoli e assicurarli alla giustizia. A proposito di giustizia, però, non manca un riferimento polemico. Tutti e 3 gli indagati sono stati sottoposti a misure cautelari non custodiali, ovvero non sono in carcere. I provvedimenti emessi dal GIP di Treviso su richiesta della procura infatti riguardano l'obbligo di dimora nel comune di residenza, quindi Conegliano e dintorni, e l'obbligo di permanenza domiciliare notturna. Troppo poco fa intendere il primo cittadino. Mi auguro anche che chi viene assicurato alla giustizia poi rimanga in custodia, perché non è possibile che vengano rilasciati e li si veda ancora in giro per le nostre strade. Era partito dall'aeroporto di Treviso il pullman a TVO che ha preso fuoco sul Ponte della Libertà a Venezia. L'autista prontamente è riuscito a far scendere i passeggeri prima dell'esplosione. Lo scoppio, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È un venerdì pomeriggio da bollino rosso per la città di Venezia. Poco dopo le 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l'incendio di un bus a TVO che effettua il servizio di collegamento tra l'aeroporto di Treviso e Piazzale Roma e diretto proprio a Venezia.
Era partito alle 13:15 da Treviso e dopo una sosta a Mestre in cui sono scesi quasi tutti i passeggeri è ripartito per Venezia con 8 persone a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti appena in tempo. Poi l'esplosione. Lui stesso, con sangue freddo, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma ormai divampavano. Ecco, non so cosa che è successo, ho preso fuoco al pullman. Tutti salvi, riuscito a salvare tutti e basta. Disastro. In breve sono giunti da Mestre i vigili del fuoco con un'autopompa, 2 autobotti e 10 operatori che hanno spento le fiamme. È una situazione molto impressionante perché è stato un incendio pesante. E i danni alla linea ovviamente sono stati, si è bloccato tutto il sistema. La cosa che ci tengo a dire almeno, insomma, la capacità dell'autista, insomma, sono stati salvati tutti i passeggeri, non c'è nessun ferito, che per noi intanto è l'elemento fondamentale. Abbiamo ovviamente già registrato notevoli danni sulla struttura legata al tram perché hanno preso fuoco sia i cavi che la parte a terra. La linea non verrà ripristinata prima di mercoledì-giovedì e in assenza del tram ci sarà il bus sostitutivo. La viabilità verso Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento delle fiamme, paralizzando il traffico. Sul posto la Polizia di Stato e quella locale. Non c'è via di fuga, questo è uno degli elementi della grande debolezza del Ponte Libertà, ma ovviamente non è ciò che conta, insomma, che abbiamo una ciclabilità, una pedonabilità che ci consente anche di salvare il salvabile, e questa è la cosa fondamentale. È evidente, si blocca perché è un elemento di unione tra due realtà, quella che è la terraferma della città di Venezia con il centro storico della città di Venezia, e non c'è scampo, perché ovviamente poi il riflesso è stato anche sulla linea ferroviaria, perché l'incendio era di una grande portata e molto pesante. Un profondo ringraziamento alla nostra polizia locale e alle forze dell'ordine, ma in modo particolare ai vigili del fuoco per il loro pronto intervento. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Ancora la cronaca, 50 lavoratori praticamente ridotti in schiavitù con paghe da fame e condizioni di lavoro davvero difficili. L'operazione è della Polizia di Treviso. Lavoratori come schiavi, ditte trasformate in lager. È uno scenario quasi senza precedenti per la marca trevigiana, quello ricostruito dalla squadra mobile di Treviso in un anno di indagini delicatissime e serrate. Caporalato, l'accusa mossa a 2 uomini cinquantenni di nazionalità cinese. Uno si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, l'altro deve presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria. Il primo in particolare gestiva ben 4 aziende sul territorio di Villorba, tutte specializzate nel confezionamento di prodotti tessili. 50 le persone che venivano sistematicamente private della loro dignità, non solo lavorativa, costretti a turni ben oltre le 12 ore, non avevano riposi né tantomeno ferie. Alcuni erano completamente in nero, altri avevano dei part-time mascherati, altri ancora arrivavano a percepire 40-50 euro al mese perché nella cosiddetta paga venivano conteggiati anche vitto e alloggio in un stabile in condizioni degradanti, privo del riscaldamento e di qualsiasi comodità. Una realtà parallela fatta di giaccigli e bagni sporchi, acqua fredda e condizioni igieniche pessime. Quelli che vivevano in abitazioni proprie venivano spesso prelevati da casa e accompagnati al lavoro con un controllo continuo. I lavoratori e le lavoratrici impiegati erano tutti stranieri, in buona parte cinesi, spesso arrivati da poco in Italia e ancora smarriti, ma anche pakistani e bengalesi, tanti quelli regolari o con permesso di soggiorno. Ad accomunarli quello che gli stessi inquirenti definiscono stato di bisogno, facili prede di un meccanismo senza scrupoli. Gli uomini della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto hanno operato con vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Spisal. La sicurezza in quelle aziende era un option. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Queste aziende vanno fermate perché queste sono aziende che riducono in schiavitù le persone e creano condizioni di assoluto sfruttamento. Riteniamo anche importante fare un approfondimento sulle catene di responsabilità, soprattutto per capire anche nelle catene di committenza quali sono le imprese italiane coinvolte.
Di area grigia in espansione parla la segreteria provinciale trevigiana. Migrazione e manodopera sono un binomio da gestire diversamente. Forte il messaggio ai lavoratori più fragili. Se verranno dalle organizzazioni sindacali li tuteleremo ovviamente, prima di tutto per renderli cittadini a tutti gli effetti, ma soprattutto per fargli applicare i loro diritti. Dopodiché assieme a loro possiamo anche provare a costruire esperienze di tutela e di difesa della legalità. Ancora irregolarità, sigilli a 4 laboratori, siamo sempre nel settore del tessile manifatturiero, sempre gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Questa volta l'operazione è della Guardia di Finanza, coordinata con Spisa, l'Ispettorato del Lavoro, ARPAV, Vigili del Fuoco. In un caso a Trevignano il laboratorio tessile era ricavato all'interno di un capannone, negli altri 3 si lavorava dentro veri e propri appartamenti acquisiti con contratto di affitto. Giorno e notte alle finestre tende oscuranti per nascondere l'attività da fuori, dentro locali in cui non venivano rispettate le norme antincendio, nemmeno quelle in materia di sicurezza sul lavoro. Estintori assenti, condizioni igieniche precarie, i rifiuti non erano smaltiti correttamente. A portare i finanzieri sulle tracce di queste 4 attività gestite da cinesi un accurato lavoro di incrocio dei dati tra consumi di energia elettrica, anagrafe tributaria e Camera di Commercio. Individuiamo i laboratori concretamente attivi, anche in orari notturni come nel caso di cui parliamo, e a quel punto abbiamo la certezza che gli opifici sono in piena attività e quindi l'intervento è volto a contrastare l'impiego irregolare di lavoratori in luoghi non consoni alle norme. Un modello esemplare di coordinamento ispettivo tra Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Spisal, Ispettorato del Lavoro, ARPAV e Polizia Locale. L'operazione condotta dal Comando Trevigiano della Guardia di Finanza ha sospeso 4 attività ubicate a Caerano, San Marco, Nervesa della Battaglia, Cavaso del Tomba e Trevignano. A gestirli negli anni in tutto sono figurate 14 ditte individuali che hanno accumulato oltre 1 milione di euro in pendenze tributarie. Imprese di comodo che hanno una vita predeterminata di 2-3 anni, le quali dopo aver accumulato rilevanti debiti con l'amministrazione finanziaria chiudono e riaprono cambiando solo il nome e la partita IVA e ripartono con gli stessi dipendenti, gli stessi macchinari, la stessa attività aziendale. 20 lavoratori occupati in tutto, 2 laboratori che confezionavano abbigliamento sono stati posti sotto sequestro. Quello che emerge nel corso di questa tipologia di controlli è che c'è un filo conduttore tra irregolarità con cui vengono ottenuti i luoghi di lavoro e evasione fiscale. Questo è quindi il nostro obiettivo di contrasto per questa tipologia di interventi. Dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorso il camionista padovano che ieri mattina a Villorba ha travolto un 76enne. Non mi sono accorto di nulla, ha detto ai carabinieri che lo hanno rintracciato mentre era ancora al lavoro. È stato questo frammento ad aver incastrato il camionista padovano 57enne che all'alba di ieri a Villorba ha investito con il suo mezzo che trasportava ghiaia Giuseppe Finazzi, il 76enne che resta in gravissime condizioni al Cafoncello. Si tratta del convogliatore d'aria anteriore destro del camion rinvenuto dai militari dell'Arma sul luogo dell'incidente a pochi passi da dove è stato ritrovato riverso a terra l'anziano. Con il reperto in mano i carabinieri sono riusciti a risalire alla ditta di trasporti dove l'uomo lavora nel comune di Padova e lo hanno rintracciato mentre ancora stava effettuando delle consegne. È a questo punto che i carabinieri trevigiani hanno verificato la corrispondenza del componente con quello mancante del camion. La tessera di un puzzle investigativo che è subito ritornata al suo posto facendo scattare l'accusa di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Nell'immediato il camionista residente nel Padovano occidentale avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla, ma l'indagine è soltanto all'inizio. Il 76enne sarebbe stato falciato sul ciglio della strada alle 4:30 del mattino, ma l'allarme è scattato dopo circa 2 ore quando un camionista di passaggio lo ha notato. Un aiuto è arrivato anche dal sistema di videosorveglianza. Sembrerebbe che sia stato individuato grazie anche alle telecamere che sono installate ai varchi. Le immagini erano in possesso dei carabinieri già da ieri a mezzogiorno, io ero qui quando sono venuti a chiederle.
Spero che questa persona abbia una pena esemplare per quello che ha fatto. Molto grave, non si può non rendersene conto, visto che la carrozzeria del mezzo era danneggiata. Purtroppo per le strade, quando si è su strada bisogna essere sempre vigili, ma soprattutto se succede qualcosa bisogna avere il coraggio e il dovere di tornare indietro e fermarsi. Raccontare che cosa è accaduto perché non ricapiti agli altri le parole di una donna che ha comprato una fornitura di legna sui social pagandola a peso d'oro. Signora Nadia, ci fa vedere queste legne? Queste sono le legne che avevo ordinato. Ma perché le tiene ancora coperte? Per la pioggia ieri. Manca perché dà fastidio. Ogni volta che vengo fuori mi dà un ripugno. Il ripugno perché le ricordano a ogni momento la truffa che ha subito, perché questi tronchi spaccati li ha pagati quasi fossero dei lingotti d'oro. Perché ho pagato 850 euro per 67 quintali di legna e adesso mi trovo con queste che non sono 67 quintali. Ad occhio i quintali saranno non più di una decina, quindi al posto dei 13 euro pattuiti per ogni quintale la signora Nadia ha sborsato ben 85 euro, una truffa partita da un annuncio su Facebook. E la sede mi diceva che c'era qua a Casale. Io ho ordinato questa legna, quando ho visto il camioncino entrare al cancello mi sono fatta una domanda, questi non sono 50 quintali. Io ho pagato tutti i tagli da 50 euro. Tutto in contanti? Tutto in contanti. E le chiedo, ma neanche una ricevuta? Ormai avevano messo in tasca i soldi. A quel punto la fuga con il camioncino che guadagna l'uscita nonostante abbia davanti la signora Nadia. Che ho detto, adesso arriva mio figlio, te da qua non vai fuori. Invece veniva sempre più avanti e ho preso un po' di paura, mi sono scostata e dopo l'altro è andato fuori in strada e ha detto dai, via, sali e sono partiti. Alla verifica ovviamente tutto inesistente, ditta, indirizzo e telefono muto. Alla signora Nadia non è restato che fare denuncia, giurare che non cercherà più affari sui social, ma anche, mettendo da parte l'orgoglio ferito, non nascondere l'accaduto. Perché ci racconta questa storia? Che altra gente non venga truffata come sono stata truffata io. Serata movimentata quella di ieri per una famiglia di Ponzano, quando davanti a casa sono arrivati i carabinieri, hanno pensato al peggio, ma era solo, si fa per dire, un camino in fiamme. Se vede i carabinieri suonare, pensa che agaffiò fuori per la strada. È nato il pensiero brutto e il carabiniere non sta calma e il cammino è che io faccio. Ha quasi tirato un sospiro di sollievo la nuora della signora Giselda Pizzolato quando ha capito che i carabinieri non erano lì per un incidente occorso a marito o figli. Certo, sempre un bel guaio il camino di casa in fiamme, ma comunque meno grave di persone all'ospedale, per non pensare al peggio. Comunque un bello spavento anche per la nonna, che come gli altri in casa non si era accorta di quello che stava capitando in questa abitazione di via Talponera a Merlengo. Mi ho visto sto carabiniere qua subito e dopo mi sono messa a fare i miei mestieri, si vede che il controllo alla strada, non so, qui che corre forte, perché corre forte. E dopo un tocco mi viene in mente di guardare, vedo che non sia qualcosa, ma di ciò che tu sei in casa prima, no? E non vedo la macchina e dopo mi basso fuori del balcone e vedo sotto il portico là, perché pioveva. E un carabiniere con minore e me ne voli. E chi guardava alto. Ma cosa è successo? E vado che nel fuoco che viene fuori dal camino. Grazie al pronto intervento della pattuglia sono arrivati subito i pompieri di Treviso che hanno evitato possibili danni alla casa anche se il camino è in muratura e il tetto non è ventilato. E oggi nonna Giselda, a nome di tutta la famiglia Pizzolato, ringrazia pubblicamente l'occhio vigile della pattuglia dei carabinieri. Volete ringraziare come famiglia i carabinieri? Beh, se sa... Insomma, tanta paura però... Signora sì, tanta paura. E lei è un camino. Perché non è legno che va attorno, ma sa come c'è le favole, non si sa mai.
Siamo allo sciopero dei lavoratori del legno. Oggi per il rinnovo del contratto di lavoro in centinaia si sono incontrati da tutto il Veneto e non solo con le 3 sigle sindacali unite per il loro grido di dolore. Li ascoltiamo. Posso dire che non mi basta. Non mi basta perché... Hai famiglia? Sì, ho famiglia, sono sposato, 2 figli che studiano. Lavoro in un magazzino ferramenta. No, facciamo 8 ore al giorno comunque. Sì. Quanto prendi? 1.400. Io lavoro nel reparto vetri, quindi alziamo vetri abbastanza grandi, pesanti, tutto a mano. Ecco, noi ad esempio nel nostro reparto siamo in pochi. Storie di tanti, lavoratori del settore del legno, trainante nel ricco nord-est, che oggi hanno scelto di scendere in piazza. Sono arrivati da ogni parte del Veneto. Troppo poco arriva nelle loro tasche a fine mese a fronte di dividendi sempre più alti per le imprese che con il legno lavorano. A confermarlo i numeri da capogiro del Salone del Mobile, in corso proprio in queste ore. Loro sono quelli che stanno dietro le quinte. Le mani e le competenze che hanno lavorato su quei mobili sono le loro. Da 35 anni che lavoriamo e che siamo qua, sentiamo il peso di tutti gli anni che abbiamo fatto, perché diventiamo più vecchi, no? Con i contributi che abbiamo versato e non ci ritroviamo mai. E quella è la questione che ci posiamo. Noi lavoriamo, versiamo i tax, facciamo tutto, ma arriva questo periodo in cui non possiamo neanche arrivare al fine mese a questo stipendio qua. Lo stipendio normale per chi non lavora a turni è attorno ai 1.200-1.300 al mese, se non fanno straordinario. Ed è un stipendio che non ti permette a oggi di vivere una vita dignitosa perché i prezzi sono andati alle stelle. Rinnovo del contratto che significa aumenti contributivi, distribuzione delle premialità. Andremo avanti, dicono, finché Federlegno non si siederà al tavolo con noi. Riconoscere a queste persone un'eccezionalità che è quella dell'aumento del costo della vita enorme che abbiamo avuto nel 2022, queste aziende stanno scappando ed è un atteggiamento assolutamente irresponsabile. Noi li richiamiamo alla responsabilità. È un lavoro pesante e che deve essere giustamente riconosciuto, retribuito e gratificato. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati TG Treviso, ripartiamo dal calo demografico denatalità. Il record è nella pedemontana veneta e mentre il governo ragiona sulle nuove misure, il forum delle famiglie propone di alzare l'ISEE, nonostante l'ISEE, l'assegno familiare a 200 euro. Calo demografico. Se il problema è grave e coinvolge tutto il paese, ci sono aree dove la denatalità sta raggiungendo livelli record che oltrepassano i confini europei. È il caso del Veneto, che ha perso una media di 1.000 nuovi nati all'anno e in alcune specifiche zone ancor di più. Nel nostro territorio che sta vivendo questo andamento, abbiamo la zona pedemontana che è particolarmente segnata da questo travaglio. Abbiamo comuni che nel giro degli ultimi 20 anni hanno perso il 60% dei bambini. Le conseguenze saranno pesanti sulla sostenibilità del sistema economico, sanitario, del welfare. Al vaglio del governo misure per contrastare la denatalità. Si parla di riduzione delle tasse per le famiglie con figli e di incremento delle detrazioni. Per ora solo delle voci di corridoio che avranno bisogno di avere una maggior formalizzazione e soprattutto un riferimento alla loro sostenibilità paiono essere interessanti. Intanto, ad un anno dall'entrata in vigore dell'assegno unico, il Forum per le famiglie propone di aumentarlo. È uno strumento che deve essere potenziato nelle misure, deve essere portato, a nostro parere, vicino ai modelli tedeschi e francesi, anzi oltre i 200 euro a figlio, con una misura che non sia collegata ai livelli di ISEE. La questione è molto complessa, continua Bordignone, l'aspetto economico non è certo l'unico sul quale bisogna intervenire. Indubbiamente un fisco a misura di famiglia ce lo chiede la Costituzione e ancora oggi non c'è, quindi abbiamo un fisco che aspetta nella versione orientata ai cittadini e alle famiglie una maggiore equità verso le famiglie e poi trovare una premialità per incidere sulla natalità può essere una via giusta, soprattutto se si lavora dal secondo figlio in poi, è quello che ci permette di raggiungere il tasso di sostituzione. Il centro che perde sempre più residenti, quartieri con la necessità di abitazioni da destinare al ceto medio e le giovani coppie, edilizia popolare, il problema casa a Treviso e le proposte del candidato per il Movimento 5 Stelle Unione Popolare Maurizio Mestriner.
Bisogna lavorare con la regione, gli enti regionali per un'edilizia popolare che si possa permettere di aumentare e recuperare i tanti alloggi sfitti, i tanti alloggi che sono vuoti perché inagibili, e ce ne sono tanti. Sono costi elevati, ma sono costi sociali che bisogna accettare e non vanno visti come costi, ma come investimento sul fatto di migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché non possiamo pensare che Treviso possa essere abitata solo di famiglie dall'alto reddito. Qui entra in gioco la precarietà del lavoro, i mutui che stanno crescendo, questo governo che ha tolto il fondo di aiuto per le morosità incolpevoli, purtroppo, e quindi i prossimi mesi potrebbero essere mesi critici per le fasce sociali più deboli, anche per la mancanza dell'aiuto che molte famiglie non avranno più da un reddito di cittadinanza che adesso gli permetteva di arrivare a fine mese dignitosamente, e i tasselli attorno alla casa, attorno alla famiglia sono veramente tanti, e un comune, una regione si distinguono da quanto a bilancio mettono sul sociale, e bisogna investire maggiormente a Treviso su queste categorie. Il vero problema a Treviso non è in centro, ma è nei quartieri, così Franco Rosi, candidato di Treviso Civica, che punta il dito contro il centrodestra. Lo ascoltiamo. La verità è che il vero tema della casa riguarda i quartieri e le case pubbliche. L'ultimo bando fatto dal Comune ha dimostrato come sia importantissimo il tema e quanto sia forte la domanda. Di fronte al sindaco che non voleva prorogare i termini del bando, dicendo che non avrebbe lasciato fuori uno, non si sa come, se non prorogava, io ho scritto al prefetto. Il sindaco ha detto in consiglio, che si scusava col prefetto perché io avevo disturbato il prefetto su un tema del genere. Il fatto è che alla fine il sindaco, a 2 giorni dal termine, troppo tardi secondo me, perché ha lasciato in angoscia tutti quelli che frequentavano i patronati per cercare di raccogliere la documentazione, ha dato una proroga di 15 giorni che ha dato esito a 90 domande in più. Però bisogna avere una progettualità di 20 o 30 anni, perché è inutile continuare a spendere soldi sulle manutenzioni ordinarie di case ormai troppo vecchie. Quando abbiamo case popolari troppo vecchie, allora bisogna cominciare a fare un piano di rotazione. Butto via certe case, ne costruisco di nuove con nuovi criteri e a rotazione, in un periodo lungo, do nuove abitazioni ed evito situazioni come ci sono adesso, perché abbiamo case sovraffollate, appartamenti sovraffollati, alcuni sotto per esempio con 4 camere e una persona, appartamenti come Albiscione, dove mi dicono che ci sono spese condominiali da 6-7 mila euro all'anno. Bisogna intervenire in modo proattivo, avendo un piano in testa, cosa che questa amministrazione ha dimostrato di non avere. Dopo l'emozione e la commozione di ieri sera per l'addio di Giancarlo Gentilini al Consiglio Comunale di Treviso, oggi è stato tutto uno stretto di mano, abbracci e selfie con cittadini ma anche con turisti. Automobilisti che rallentano, turisti e semplici cittadini in coda per un selfie. È un trionfo il giorno dopo l'addio di Giancarlo Gentilini a Cassugana. E lui, come sempre, non si sottrae all'abbraccio della sua Treviso. Oltre agli studenti di Ischia, avremo anche i veneziani qua che viene a trovare il nostro amico Genti. Eccoci qua. Grazie mille. Certo ha lasciato un segno nel cuore dello sceriffo, l'ultima fascia tricolore consegnata ieri sera. Guarda, Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, per sempre. Per sempre. Guarda Giancarlo! Sono ancora emozionato perché lasciare la politica attiva è sempre un punto di
di tristezza. Tanti ricordi che tornano in 30 anni tra Cassogana, Palazzo di Trecento e gli immancabili cantieri da sorvegliare. Lavorare qua a Malta come facevo io, hai capito? Senta, ma non le è mai dispiaciuto essere soprannominato Mesa Cassioea? No. Io a 10 anni ero già un operatore in mezzo. Ho drissato tanti di quei chiodi e ho fatto tanta di qui a Malta e tanta calzina che è un onore dire Mesa Cassioea. No, vorrei essere l'intera Cassioea, no Mesa. Fa ancora un po' male il ricordo della vicenda degli extracomunitari da vestire dalle Protti, finita davanti ai giudici. Il momento più difficile è stato quando nel primo mandato fecero quella richiesta di mandarmi a casa. Ma qui trovai il grande Mazzobel che mi salvò. Tanti progetti realizzati, ma su tutti uno per il quale già sin d'ora lo sceriffo vorrà essere ricordato per sempre. Io credo che la scelta millenaria di Gentilini sia stata creare il PUT. Ma allora potremmo invece chiamarlo PUT, che non si capisce, chiamarlo circonvallazione Gentilini. Ah sì, si potrebbe dire la circonvallazione Gentilini. Da oggi in poi cosa farà? Ah, ma io seguo sempre la città, vado in tutti i mercati, raccolgo tutte le istanze e le trasmetto a Mario Conte. Mario Conte, devi seguire quello che io ti dico, perché è la voce del popolo e la voce del popolo va rispettata, come l'ha rispettata sempre Gentilini. Grazie e arrivederci. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Dopo il caso di Feltre c'è stato un altro incendio con esplosione in un condominio del Bellunese. Stavolta è successo in una frazione del capoluogo, 15 le persone evacuate. Fiamme nella notte a Bolzano Bellunese per l'incendio di un'abitazione con una successiva esplosione avvenuta dopo un'ora circa dall'inizio del sinistro. Nell'esplosione, investito dall'onda d'urto, è rimasto leggermente ferito un vigile del fuoco, portato a scopo cautelativo per accertamenti in pronto soccorso. A mezzanotte e mezza, l'una, ho visto delle fiamme, non so da cosa sia partito e niente, forse 2 o 3 botti un po' forti. Paura? Un po', perché la casa è un po' tremato, diciamo. A causa delle fiamme divampate nella soffitta è stato evacuato l'intero stabile in cui abitavano 3 famiglie, tra cui quella con 3 figli nel cui appartamento si è sviluppato l'incendio. Stiamo indagando sulle cause dell'incendio, è stato un grosso incendio, purtroppo l'abitazione ha parecchi danni, particolarmente la parte della soffitta e del tetto dove probabilmente ha avuto origine l'incendio. Per spegnere le fiamme sono state impiegate 2 autopompe, 2 autobotti, un autoscale, il carro aria e 15 operatori. L'abitazione ha subito gravi danni anche strutturali. Fiamme domate, ci è voluto tempo perché l'incendio era già generalizzato, probabilmente sì, la chiamata è stata quando si sono accorti che l'incendio era già divampato e quindi ci sono volute ore. Patto di comunità fra una cinquantina di genitori di Ponte nelle Alpi per il benessere digitale di bambini e ragazzi. Vediamo di cosa si tratta. Cambio di abitudini, responsabilità, consapevolezza. Si può riassumere così il percorso avviato da una cinquantina di famiglie di Ponte nelle Alpi che hanno aderito spontaneamente al patto di comunità proposto e coordinato dal Comune per contenere il problema legato alla rivoluzione digitale, all'uso incontrollato di smartphone sin dalla più tenera età, che già, secondo alcuni studi, sta causando rischi alla salute e allo sviluppo psicofisico dei minori. È un patto, quello che viene richiesto alla comunità di sottoscrivere, non demonizza internet e la rete web, di cui si riconoscono anche dei lati positivi, ma invece si vuole piuttosto mettere in luce i rischi che sono connessi all'uso indiscriminato o comunque non consapevole della rete. Ponte nelle Alpi ha importato l'esperienza condotta nel comune di Gemona del Friuli e i primi ad essere chiamati in causa sono stati i genitori. Molti di noi hanno già pattuito, insomma, che anche quando i ragazzi avranno un cellulare ad uso personale non è opportuno
utilizzarlo nel momento dei pasti e anche alla sera è bene trovare un posto dove depositarlo durante la notte per poi riprenderlo il giorno successivo. Il lavoro educativo ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, che ha avviato la formazione per i ragazzini delle classi prime, un modo per condividere un progetto che ha lo scopo di unire i minori in un percorso comune ricco di stimoli alternativi. Quello che emerge adesso in maniera anche importante, soprattutto nelle scuole, è questa difficoltà, questi disturbi a livello di apprendimento, di attenzione, nella comunicazione, ma anche nella motricità e soprattutto nella gestione delle emozioni e delle relazioni. Fra le regole fissate dal Comitato Famiglie in Connessione, quelle della consegna del cellulare solo alla fine della seconda media e successivamente il controllo degli accessi e l'utilizzo trasparente del dispositivo. Noi stiamo già vedendo i risultati di questa scelta. I ragazzi, come anche mio figlio, insomma, loro per primi adesso hanno capito che insieme, cioè, non c'è questa solitudine, non c'è più quel dire mamma, ma perché solo io non posso? E quindi diciamo che ci stanno seguendo passo passo. Una scuola nuova nella Concezione per i bambini di elementari e medie. Siamo a Longarone, progetto realizzato con i soldi in arrivo dal PNRR. Longarone fa centro e dal PNRR arrivano 8 milioni per l'edilizia scolastica. Ad esserne interessati gli edifici delle elementari bambine del Vajont e della scuola media situata nella parte bassa della città. Il bando prevedeva l'abbattimento delle strutture e la costruzione dei nuovi edifici negli stessi luoghi. Un vincolo messo dalla soprintendenza l'anno scorso ha però salvato le elementari che si affacciano sulla stessa piazzetta del municipio. E sono contento di questo perché sarebbe stato veramente un peccato dover demolire sia la scuola media che la scuola elementare, soprattutto perché è intitolata ai bambini del Vajont. La sovrintendenza l'ha vincolata, quindi noi riusciamo a procedere nonostante questo, diciamo, alla demolizione solo della scuola media e poi dovremo cercare appunto di trovare una soluzione per il futuro di questo edificio che attualmente ospita i bambini delle nostre elementari. Le nuove scuole saranno innovative, concepite su 3 piani, di cui il più basso trasparente e a forma circolare. Una forma di edilizia modulare pensata per 300 ragazzini, ma in grado di modificarsi a seconda delle esigenze. L'anno prossimo verranno abbattute le medie e tutto dovrà essere poi completato entro il 2026. È l'ascito peso del mio percorso amministrativo qui a Longarone. Abbiamo ottenuto questo primo posto nella graduatoria del Veneto e per noi anche questo è un motivo d'orgoglio, ma soprattutto lasciamo una scuola nuova, adatta soprattutto a quelle che sono le esigenze del territorio e anche innovativa, che può anche attrarre bambini da fuori comune. Nel frattempo le medie verranno trasferite dove ora c'è la materna a Castellavazzo, mentre i bambini di quest'ultima andranno nella Lauro, i cui lavori di ristrutturazione verranno conseguentemente posticipati. Calendario ricco di appuntamenti, quello messo a punto dal Comune di Longarone, che ha definito il primo semestre di eventi che anticipano il 60° anniversario della tragedia del Vajont. Fatto il programma degli eventi da qui a luglio per i 60 anni del Vajont. Dopo la visita del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci di sabato scorso, in programma ci sono molti eventi, tra cui concerti, come quelli a metà maggio della fanfara Congedati Brigata Cadore, piuttosto che appuntamenti dedicati ai libri. Vedi la maratona di lettura promossa dalla Regione Veneto venerdì 28 aprile e la presentazione del libro Parole mai lette, in cui sono raccolti i pensieri più belli tra le migliaia che, tra il 2004 e il 2022, sono stati lasciati dai visitatori del cimitero monumentale di Fortogna, a cominciare dalle parole vergate il 12 marzo 2019 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presidente nuovamente atteso a Longarone il prossimo 9 ottobre. Era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata con Antenna 3, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Weekend a 2 facce sul nostro territorio, sabato con il bel tempo e domenica invece con una lieve instabilità.
Vediamo insieme il dettaglio del 22 aprile. Sul Veneto sarà prevalente il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento, specie al pomeriggio, ma precipitazioni assenti. Temperature nuovamente in ripresa, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove splenderà il sole con cielo limpido o con qualche annuvolamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà presente qualche nube bassa in dissolvimento poi e sarà prevalentemente soleggiato. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.